Grazie, buonasera, benvenuti, bentrovati con tanti. Questa sera, a conclusione della settimana degli Arazzi, queste splendide installazioni che tornano qui nel luogo ideale, migliore, dove sono nati, dove sono partiti. Abbiamo questo convegno, questa chiacchierata che faremo insieme ai due sindaci che saluto, la sindaca, la professoressa Margherita Ferro, il sindaco di Catena Nuova, Antonio Impellizieri, e poi con due che non sono degli ospiti, sono due relatori, ossia il cavaliere Giuseppe Frezza, nostro parlo per quanto riguarda il comune di Cicatena, consulente alle attività culturali, e la collega giornalista Teresa Saccullo, esperta di storia locale. Passo subito la parola alla sindaca professoressa Margherita Ferro per un saluto e poi cercheremo anche di addentrarci in questo legame. Sindaca. Grazie al nostro addetto stampa del Comune di Acicatena, il giornalista, il dottor Antonio Foti, che ci affianca, e quindi grazie per l'opportunità di averti con noi. Un saluto ai nostri principi, Intanto consentitemi questa sera di salutare un amico pregiato che è il professore Leone per la sua presenza, e veramente lui è un filosofo, storico, professore di grande levatura, e abbiamo grande stima nella nostra comunità catenota. Quindi grazie. I quadri che vedete sono del nostro artista, stiamo mettendo fuori, come si dice, l'argenteria da Cicatena, quindi il nostro artista Orazio, che come vedete i quadri realizzati, quello dietro di me e quello all'ingresso, sono proprio una rappresentazione del terremoto che in qualche modo unisce Catena Nuova a Cicatena, e non solo, perché la storia del Riggio inizia con un terremoto. Quasi tutta, ma la storia la lascio a loro. Intanto io invece saluto e ringrazio il sindaco di Catena Nuova e con il sindaco tutta la comunità, i qui rappresenti. So che ci sono consiglieri, il Presidente del Consiglio, la vice sindaca non è potuta venire, ma ringrazio tutti voi di Catena Nuova qui presenti. Grazie, perché questo incontro tra due comunità, Acicatina e Catina Nova, è un sodalizio che deve continuare, perché la cultura è quel volano, è quell'elemento che fa la differenza all'interno delle comunità. Conoscere le nostre radici ha un significato. Il palazzo che voi vedete è stato sempre un palazzo bellissimo, sin da quando Stefano Riggio lo acquistò dal marchese Diana. Da 300 anni a questa parte ha avuto degli alti e bassi, ci sono stati momenti di grande splendore con il Riggio, soprattutto con Luigi II, che detto il Grande, il quale fu ambasciatore e il quale portò 12 arazzi di fattura Dobelini in questo palazzo. Ma non solo questo, Luigi portò tantissimi manufatti. Questo palazzo, si dice, la storia racconta che era una bellezza, 364 stanze adibite. Noi ne abbiamo, quello che vedete, solo una parte del palazzo acquistato dal comune. Ancora ci sono parti del palazzo che non sono di proprietà del comune, ma sono di proprietà di privati e in malo stato. Noi dobbiamo sconfiggere il male, sconfiggere la guerra, sconfiggere il degrado con una sola nostra azione: la cultura, la storia, tutto quello che ci appartiene e passa attraverso la capacità di essere parte del nostro territorio. Grazie per essere qui. Grazie alla nostra sindaca Margherita Ferro, che ha sintetizzato un po' tutto quello che è stata la storia, ma anche la settimana che ci accingiamo a chiudere, abbiamo vissuto insieme a tanti amici qualche giorno fa. Antonio Impellizieri è il sindaco di Catena Nuova. Noi come Acicatena, come rappresentanza del comune di Acicatena, il 20 settembre del 2025 siamo stati ospiti di Storia di un sogno, una rappresentazione straordinaria che ha coinvolto tutta Catena Nuova e non solo, e appunto lo diceva la sindaca Ferro, c'è questo legame molto stretto. Io saluto tutti, devo dire con molta sincerità e molta onestà
l'ho detto il primo giorno che ci siamo visti a Catena Nuova, il primo giorno di questo lungo cammino che hai fatto, io sono contentissimo, e lo dico spassionatamente, era un mio cruccio da molto tempo, quello di dare un insegnante a quello che è stato il nostro passato. Sono convinto e voglio partire dal ragionamento che ha fatto Margherita. La cultura, le proprie origini, sono quelli che cambiano un popolo. Hai ragione. E io sono convinto, ed uno dei motivi per cui ho caldeggiato fortemente che questo si compisse, è stato quello di dare subito spazio a quello che è stato il nostro cammino di comune per arrivare ad oggi. Sono passati 300 anni dalla nascita del nostro comune. Ecco perché voglio chiudere con un messaggio. Il mio messaggio augurale che lancio a voi tutti abitanti di Aci Catena, ma soprattutto lancio questo messaggio al mio piccolo paese, un paese che soffre, è un paese che deve darsi una scossa per cercare di trovare la giusta via. Vi ringrazio e avremo modo possibilmente di approfondire qualche altro ragionamento che verrà fuori soprattutto dalla questione storica, che senz'altro Teresa ne parlerà molto, ed è giusto che sia lei a parlarne, perché è stata una come me molto decisa ad andare avanti su quello che è stato soprattutto il nostro cammino, che sarà un cammino lungo, laborioso, e spero che dia frutti a tutte e due le nostre città. Intanto dica. Scusi Sindaco, potrei fare delle domande in merito a... Ora, dopo sì, con piacere. Allora, volevo intanto ringraziare per le belle parole il Sindaco di Catena Nuova, grazie, veramente prezioso. Volevo dire che continuiamo, perché la nostra comunità già tramite l'associazione, lei è la Presidente, ma qui ci sono tutte le socie nell'associazione del Circolo Culturale Anna Maria Stadella. La Aci Catena ha già individuato una piazzetta, non è una piazza grande perché poi dovevamo trovare anche una soluzione per non avere numeri civici. La piazza prima possibile, a settembre già abbiamo avuto l'autorizzazione, sarà intitolata proprio alla baronessa Anna Maria Stadella, principessa della Catena, in vostro nome. Bene, allora ci addentriamo adesso ai cenni storici e partiamo con il Cavaliere Giuseppe Frezza, nostro consulente al Comune di Aci Catena. Grazie, buonasera a tutti. Diciamo che mi ha rubato la scena. Stiamo cercando di avvicinare i giovani, perché noi lasciamo un passaggio, la storia continua e sono alle generazioni future. E siamo contenti, tutta la settimana, mattina e sera ci sono stati percorso con i giovani, con le scuole di tutto il territorio, e ancora più felici perché alcuni, anche se nelle zone vicine, li abbiamo avvicinato anche ai vari territori interni, le varie frazioni. Sembra strano dire questo, ma è vero, le varie frazioni, alcune non conoscevano bene, gli giovanissimi, la nostra struttura, il palazzo, e quindi siamo riusciti, abbiamo già lanciato un seme. Un cenno storico è quello che già ha anticipato in parte anche la sindaca. Esattamente noi qui tutto avvenne partì dal 1669, quando ci fu l'eruzione dell'Etna, chiamata poi terremoto dell'Etna. Precisamente fu inviato Stefano Riggio, inizia da lì, da Stefano Riggio, che dal viceré di Spagna, e di cui lui si innamorò del territorio, e quindi quando voi avete avuto all'ingresso dell'arco che c'è all'ingresso di stile architettonico barocco, lì sul lato sinistro c'è la residenza del marchese di Ana. Quindi lui si innamorò del territorio e in quel periodo acquistò il feudo di San Filippo e Sant'Antonio, e di cui perché? Di vedere queste persone entusiaste perché hanno conosciuto la storia del proprio paese.
Non aggiungo altro e subito partiamo con... vi racconto questa storia sempre per immagini, se più. Allora, questa è Catenanova, vedete l'autostrada e l'Etna sullo sfondo, una foto bellissima. Catenanova non è la città fondata dai principi Riggio. Questa che vedete è un particolare, noi incominciamo il racconto raccontandovi un matrimonio, il matrimonio fra Agata, la figlia di Vincenzo, secondo principe di Biscari, con Gaspare Statella, barone di Merindente. Vi ricordo questo al sindaco. Trovato stasera, ma ci sono anche... Grazie. Questo per l'associazione Anna Maria Statella, lo mettete poi te li ho dati, questi sempre all'associazione perché siete veramente laboriosi e quindi lo mettete nella vostra associazione, nella vostra biblioteca. Grazie. Abbiamo... I principi, bene. Benissimo, perché questi li conserveremo. Adorneranno. Questo è un piccolo dono, idealmente sono dolci nostri tipici di Aci Catena, questi proprio li ho comprati ad Aci San Filippo e questo è un dono per Catena Nuova, ecco, per il sindaco, non voglio...